Bene, buongiorno a tutti, direi di cominciare questa conferenza stampa. Io rivolgo un cordiale saluto e un sentito ringraziamento a tutti i presenti, siamo in tanti e questa ricchezza anche di interlocutori incarna appieno lo spirito con cui sempre di più occorre affrontare alcuni temi che interpellano tutti noi. Quando parliamo di violenza contro le donne non parliamo infatti di una questione privata, non parliamo di una questione solamente relativa alle donne, è una responsabilità pubblica, è una responsabilità civile e collettiva, anche se spesso, dobbiamo dirlo, sono proprio le donne, ne vedo tante in sala, in effetti, che ne rivendicano l'importanza del parlarne. Sono orgogliosa comunque, come rappresentante dell'istituzione, di poter dar voce proprio a chi voce magari non riesce ad averne. E come è complesso il fenomeno, credo che altrettanto debba essere complessa e articolata la risposta, nel senso che non ammettiamo più una risposta che sia un intervento, perché quando intervieni è già tardi, ma una risposta fondata sulla prevenzione, sulla formazione, sull'ascolto e sulla capacità di fare rete. Quindi per me è un piacere ospitare oggi, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, la presentazione di questo progetto, Specchi che proteggono. E con esso CNA della città metropolitana, CNA di Venezia, CNA Impresa Donna, il centro antiviolenza, gli operatori del settore benessere, i rappresentanti delle istituzioni del Comune di Venezia, anche della municipalità peraltro, le associazioni partner, il servizio Arco e gli organi di informazione che oggi hanno accolto l'invito e daranno cassa di risonanza. Grazie davvero a tutti. La Regione del Veneto ha scelto da tempo di investire in questa direzione. Con la legge regionale 5 del 2013 ha costruito un sistema di interventi volto non solo a sostenere le vittime, ma soprattutto a promuovere la prevenzione, la formazione degli operatori e il rafforzamento della rete dei centri antiviolenza e dei servizi territoriali. Poi più recentemente abbiamo fatto anche dei passi avanti e abbiamo istituito l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. È un passo in avanti perché? Perché ci siamo dotati volutamente di uno strumento di monitoraggio, analisi e supporto alle politiche pubbliche, quindi l'idea è: se conosco meglio il fenomeno, posso essere anche più efficace nel prevenirlo. Naturalmente le leggi da sole non bastano, però siamo sulla buona strada, soprattutto quando acquisiamo, e testimonianza ne è la giornata di oggi, quella consapevolezza che la differenza la fanno proprio le persone. Non sappiamo spesso quanto possiamo essere importanti anche nella grande catena, perché la prevenzione, ed è qui che entra in gioco anche la forza innovativa di questo progetto di CNA, vive soprattutto nella comunità, vive soprattutto nelle relazioni umane. E quando mi è stato presentato, lo dico anche diciamo con un inciso poco istituzionale, molto sentimentale, devo dire che ho colto proprio questo valore, soprattutto pensando a Venezia rispetto a questo progetto. Lo dico da veneziana, lo dico anche da consigliere regionale con delega speciale su Venezia, perché la nostra città, la nostra bellissima città, per conformazione, per storia, per natura, per tessuto, credo che forse anche più di altre sia proprio basata e costruita sulle relazioni di prossimità, sui rapporti di fiducia, sulla conoscenza reciproca. E quindi acconciatori, estetiste, operatori del settore della cura della persona non offrono solo un servizio, soprattutto a Venezia. Entrano nella vita delle persone, le ascoltano, le accolgono, diventano diciamo dei confidenti, consapevoli o inconsapevoli. In questo caso noi lavoreremo proprio per la consapevolezza. Ecco perché io credo che questo sia un progetto proprio intelligente, perché non chiediamo naturalmente a tutte queste persone di diventare, ci mancherebbe, psicologi o assistenti sociali, guai. Noi chiediamo semplicemente di poterli formare attraverso l'opera di CNA, in modo che siano capaci di cogliere dei segnali di allarme, qualche ravvisaglia, che c'è, che capita, che accade, ma soprattutto che sappiano anche cosa fare dopo, perché una volta che l'hai ravvisata devi essere capace di orientare, perché la verità è che nelle nostre città i servizi ci sono istituzionalizzati, funzionano anche bene, però spesso noi non li conosciamo. Quindi per questo motivo e gli altri che seguiranno, grazie poi all'illustrazione, io desidero sin d'ora ringraziare CNA, in particolare Venezia, e in particolare Impresa Donna e tutti i partner che hanno ideato questo approccio, perché dimostrano come il mondo dell'impresa possa essere protagonista anche sul piano sociale.
mettendo a disposizione non solo le professionalità come fanno sempre, questa è la loro mission in effetti, ma anche sensibilità e attenzione verso la comunità. E come istituzioni abbiamo il dovere di favorire queste alleanze. Perciò io con questo spirito ora lascerei la parola, visto che siamo anche in tanti ed è bello che ci sia questa panoramica di intervento, ai saluti istituzionali e subito dopo poi anche ai relatori che illustreranno nel dettaglio il progetto e le sue prospettive. In prima battuta io lascio la parola per il saluto a Roberto Strumendo, che invito a raggiungermi alla mia destra, Presidente Metropolitano di CNA Venezia. Grazie Presidente. Il microfono è acceso, no? Allora, un buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i presenti e a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante momento di confronto. Un ringraziamento va alle istituzioni che hanno creduto in questo progetto e in particolare alla consigliera regionale Laura Besio, per la sua presenza e per l'attenzione dedicata ai temi della coesione e della tutela delle persone. Con la sua delega alle isole sta dimostrando una particolare attenzione a un territorio così complesso come quello di Venezia, e questo è un compito non sempre facile, ma che sicuramente potrà dare soddisfazione al suo ruolo e a tutta l'amministrazione regionale, che così si dimostra attivamente partecipe anche alle dinamiche interne della laguna veneziana. Ho visto che c'è anche l'assessore Ermelinda Damiano del Comune di Venezia, che abbiamo investito da subito nella progettualità e che ha recepito in modo tempestivo la nostra volontà di collaborare e diffondere l'operato di tutti i servizi territoriali che si occupano di situazioni di disagio. Un ringraziamento a tutti i partner che hanno scelto di condividere questo percorso. FEMS, Ducinema con la Presidente Maria Parisi, Sor Optimis Venezia con Susanna Paties, il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia per il prezioso lavoro quotidiano svolto a favore delle persone più fragili. Un saluto e un ringraziamento va inoltre a tutte le operatrici del settore benessere e le associazioni sportive rappresentate oggi da Stefania Tosato, che potranno essere il vero megafono e volano di questa iniziativa. Oltre che Ilaria ed El Muzzatti, Presidente del Comitato Donne della nostra associazione, Giampaolo Toso, che è referente della nostra struttura funzionario della sede di Venezia, della CNA Associazione, alla quale va il nostro ringraziamento per il lavoro e per questa iniziativa molto importante. Specchi che proteggono rappresenta un progetto che porta con sé un messaggio importante. Costruire una comunità più attenta significa valorizzare quei luoghi di prossimità che ogni giorno entrano nella vita delle persone. I luoghi del benessere non sono soltanto spazi dedicati alla cura dell'aspetto esteriore, sono luoghi di relazione, di ascolto e di fiducia. L'obiettivo non è di chiedere agli operatori di diventare specialisti, come ha detto prima la consigliera regionale Besio, e infatti non devono diventare specialisti o sostituirsi ai servizi competenti, ma renderli sempre più consapevoli del proprio ruolo, saper ascoltare, riconoscere un possibile segnale di fragilità e accompagnare le persone verso chi può offrire un aiuto concreto. La forza di questo progetto sta proprio nella rete istituzioni, associazioni, servizi territoriali, imprese e comunità che lavorano insieme per trasformare l'attenzione verso l'altro in un valore condiviso. Su questo la CNA si è impegnata, si impegnerà e continuerà su questa linea. Grazie a tutti per il vostro impegno e per la vostra presenza.
Grazie Presidente anche di queste parole e del lavoro che portate avanti ogni giorno. Invito a raggiungerti adesso per i saluti e anche un contributo Stefania Tosato, Presidente CNA Benessere e Sanità della Città Metropolitana di Venezia. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Quello che volevo comunicare è proprio questo. Noi nel nostro settore usiamo già l'empatia, la usiamo tutti i giorni. Quello che a noi manca sicuramente è la conoscenza e quindi io invito CNA, del quale faccio parte, di creare proprio la conoscenza nel nostro settore per aiutare queste persone che molte volte magari percepiamo hanno qualche difficoltà, ma non riusciamo ad avere la forza di invitarle a raggiungere certi luoghi per essere aiutate. Quindi questo è quello che io volevo comunicare e invitare appunto la formazione a tutti i miei colleghi per riuscire ad essere più efficaci su questo ambito. Bene, grazie e buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Bene, adesso entriamo un attimo nel vivo invece della spiegazione di che cos'è questo progetto. Invito quindi a raggiungermi Giampaolo Toso, che è il direttore della CNA. Noi diamo ovviamente già per scontato, siamo in famiglia, cosa sia la CNA, ma è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, sede di Venezia. Grazie Giampaolo, grazie Direttore. Grazie mille a tutti. Io volevo raccontare il progetto partendo da questa immagine. Questi è una suggestione che voglio lasciarvi. Sono 2100 puntini rosa. 2100 puntini rosa sono tutte le aziende che sono iscritte in Camere di Commercio appartenenti al settore benessere. Attenzione che 2100 aziende non significano 2100 operatori, ma significano più di 6.000 persone che possono venire a contatto con situazioni di disagio. E questo il punto di partenza dal quale noi siamo partiti, perché la riflessione che dobbiamo fare, Presidente, è quella di pensare a una rappresentanza, quella delle associazioni di categoria oggi, che non si fermi ovviamente solo a rappresentare gli interessi delle aziende nostre associate, ma di essere parte integrante di un sistema di relazioni che in un'epoca come la nostra tante volte vengono a mancare. E noi abbiamo pensato al progetto Specchi che proteggono perché in queste attività, guardo non soltanto alle attività del benessere in quanto iscritte in Camere di Commercio, ma penso alle attività del benessere in quanto tali. Vedo le associazioni sportive che per noi fanno parte di una nuova sfida che ci siamo dati, quindi dare servizi anche alle associazioni. Vedo Stefania come rappresentante del benessere e quindi questi punti di contatto ci permettono di essere una nuova rappresentanza, cioè rappresentanza della comunità all'interno sia delle imprese e per le imprese. Quindi questa è una grossa sfida che ci poniamo come associazioni. Ovvio, abbiamo già detto, cioè, le nostre imprese non devono essere psicologi, non devono sostituirsi ai servizi che ci sono e che sono veramente permeanti il nostro territorio. Guardo all'assessore Damiano, guardo alla Patrizia che mi ha spiegato, raccontato e mostrato una realtà bellissima che, confrontandomi con Ilaria, abbiamo detto queste persone non è che lavorino, ma fanno una missione nel loro lavoro. E quindi la nostra missione è dar voce a queste realtà, essere megafoni vivi sul territorio. Quindi cos'è il progetto per noi? Il progetto per noi, chiedo se... Ok, si sostanzia in 3 momenti cardini. Uno di formazione, quindi ci saranno 3 momenti di formazione agli operatori che parleranno di ascolto attivo e di spiegare come appunto le istituzioni sono presenti nel territorio. Ci saranno dei momenti di divulgazione che inizieranno proprio il 12 di questa domenica all'interno di un evento importante che è Cinema Barchin per Venezia,
dove riusciremo ad arrivare, grazie al sostegno di tutte le associazioni che ci stanno dando conforto e supporto, come le Sor Optimist, che poi appunto spiegheranno nel dettaglio la loro missione, no, associativa, e poi ci sarà un momento di restituzione, il momento di restituzione dove spiegheremo gli obiettivi del progetto, quali risultati siamo riusciti a ottenere e, come ha detto il Presidente, quali saranno gli obiettivi per il prossimo anno, perché noi siamo convinti che questo progetto non può fermarsi a quest'anno. È un momento di progettualità zero, arriveremo al 2.0, al 4.0, perché questo è un nuovo modo di fare rappresentanza su quale noi come CNA crediamo moltissimo. Grazie mille. Grazie direttore, grazie anche per la chiarezza espositiva. Allora adesso inviterei invece a salire qui con me Maria Parisi, è una dei partner, è presente in sala, sì, noi dovremmo avere come partner anche FEMS di un Cinema, deve ancora arrivare, allora passiamo, che invece c'è, è presente a Susanna Paties, che è una partner importante con il Sor Optimist di Venezia, che farà un inciso per quanto riguarda il ruolo delle associazioni femminili nella prevenzione della violenza e anche il contributo proprio del Sor Optimist Venezia al progetto. Grazie. Così? Ecco, buongiorno, mi presento, sono Susanna Paties, non sono abituata a parlare in pubblico. Rappresento in questa sede il Sor Optimist International Club di Venezia. Che cos'è il Sor Optimist? Il Sor Optimist è un'organizzazione mondiale di donne impegnate nel lavoro, che è stata fondata in America nel 1921 e che ha tra le proprie finalità l'avanzamento della condizione femminile e l'uguaglianza e la difesa dei diritti umani per tutti. A Venezia quest'anno il nostro club festeggerà i 70 anni di fondazione. L'impegno del Sor Optimist nel contrasto alla violenza di genere è forte e costante ed è rivolto a promuovere e realizzare iniziative e progetti di informazione e formazione per fornire maggiori strumenti di conoscenza sui diritti, sui servizi ai quali poter accedere, sugli interlocutori ai quali rivolgersi. Tra i progetti più significativi, da alcuni anni la nostra attenzione è rivolta al contrasto alla cyberviolenza, con l'obiettivo di allertare donne e ragazze ed accrescerne la consapevolezza sui rischi di rete, così da difendersi da un fenomeno emergente e particolarmente pericoloso, che colpisce in modo sproporzionato il mondo femminile. Nell'Unione Europea, a partire dai 15 anni, ne è vittima una donna su 10. Purtroppo la denuncia rappresenta ancora un punto critico. Molte vittime si isolano, provano vergogna e non denunciano, alimentando l'impunità dei responsabili. L'impatto sulla salute mentale è profondo e si traduce in un incremento di ansia, depressione e isolamento sociale. Anche in questo ambito abbiamo cercato di svolgere un ruolo chiave nella sua prevenzione. L'obiettivo è stato quello di rafforzare la consapevolezza collettiva affinché le donne non accettino in silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, interrompere la relazione, denunciare le autorità competenti e rivolgersi al 1522, numero telefonico nazionale di pubblica utilità promosso dalla Presidenza del Consiglio. Il nostro poster informativo Rimani al sicuro in rete raccoglie consigli utili per navigare in sicurezza, mettendo in guardia da molestie online, deepfake, furto di identità e molestie sessuali. A Venezia ed in altre 300 città, all'interno delle caserme dei Carabinieri, è stata creata una stanza tutta per sé è stata denominata, che è un luogo protetto e accogliente per ascoltare le donne, incoraggiarle e sostenerle nel delicato momento della denuncia. Oggi, grazie a CNA e in collaborazione con CNA, siamo qui per presentare il progetto Sentinelle nelle professioni contro la violenza. Il progetto si colloca quindi nell'ambito della prevenzione e si propone di ampliare le reti informali di aiuto. Tra queste abbiamo individuato
i settori della bellezza, del benessere e dello sport. Grazie alla loro frequentazione costante da parte di donne e ragazze, questi spazi possono diventare importanti punti di riferimento per fornire informazioni e incoraggiamento nella ricerca di supporto, senza imporre obblighi di denuncia al personale che riceve la segnalazione. Quindi questo progetto, per il momento, in questo progetto ci limiteremo alla distribuzione di brochure esplicative grazie al CNA, al Barchin e in altri punti di raccolta, e poi formuleremo dei corsi specifici in collaborazione con tutte le istituzioni. Grazie. Grazie Susanna. Bene, adesso arriviamo a un contributo importante, chiaramente, perché tutto gravita attorno al ruolo che ha in questo momento il centro antiviolenza del Comune di Venezia, che io conosco bene anche perché ho fatto parte fino a poco fa proprio della giunta del Comune di Venezia, e quindi so tutto il grande lavoro che fa spesso dietro le quinte, in sordina, in maniera insomma al di fuori dei riflettori, ma che è giusto invece come dire, evidenziare, proprio perché ci sono dei servizi, esistono, funzionano molto bene, ci abbiamo investito anche parecchio, sicuramente questo sarà un contributo che porterà anche l'assessore Damiano, avendoci lavorato in prima persona, ma invito Patrizia Marcuzzo a raggiungerci proprio per raccontarci come opera il centro antiviolenza, quali servizi mette a disposizione e quale poi deve diventare il ruolo degli operatori del benessere nell'accogliere un primo segnale di disagio senza sostituirsi, come abbiamo ribadito, agli specialisti, ma favorendo invece l'orientamento ai servizi competenti. Grazie Patrizia. Grazie a voi per l'invito ad essere qua oggi. Ringrazio tutti i presenti e chi ha progettato questo meraviglioso percorso all'interno del contesto del benessere in cui, come avete già detto, le donne si raccontano molto. Sottolineo anch'io il fatto che l'obiettivo non è quello di formare professionisti e professionisti del benessere che vadano a sostituire altri professionisti, ma è quello di creare raccordi. La rete è il nostro punto di forza e quindi complimenti per aver pensato a questo progetto. Come diceva chi mi ha preceduto, il centro antiviolenza è una storia importante all'interno di questo territorio, centro antiviolenza del Comune di Venezia nato nel 94 e che nel tempo ha realizzato ha sviluppato molti più progetti che non semplicemente il centro antiviolenza che è stata la sede principale per tanto tempo. Sto parlando di 4 case rifugio, di un sistema di collocazione in protezione in urgenza molto importante, per cui le donne che arrivano al pronto soccorso o alle forze dell'ordine possono essere collocate in protezione in tempo reale, in qualche ora. 2 parole anche sugli sportelli, perché nel 2020, in pieno Covid, l'amministrazione comunale ha deciso di aprire 2 sportelli per andare verso le donne, uno in Villa Groggio e uno al Lido. Di più nel 2025 sportelli presso le 2 università pubbliche, UAV e Ca' Foscari, sempre del territorio veneziano. È un territorio quindi ricco, è un territorio in cui stanno emergendo sempre più richieste di aiuto da parte delle donne. Un piccolo accenno al fatto che nelle case rifugio, nelle 4 case rifugio e nel sistema di protezione in urgenza i bambini stanno superando il numero delle donne. Molte donne non hanno figli, molte hanno figli, 1, 2, 3, 4. Anche a livello nazionale si riscontra questo dato, quindi una forte presenza anche dei bambini. Quello che riusciremo a fare a favore di queste donne e quindi aiutando l'enorme sommerso ad emergere, perché solo l'8% di donne che subisce violenza si rivolge ai centri antiviolenza, quindi sarete dei punti assolutamente capillari sul territorio utili per avvicinare le donne. Io mi fermerei anche qua perché trovate molti altri dati utili sul centro antiviolenza all'interno della cartellina che avete preparato e se vogliamo stare dentro il Comune di Venezia c'è la collega Giorgia Marella. Grazie. Infatti, grazie intanto Patrizia per l'intervento. Invito a salire quindi Giorgia Marella che ci raggiunge per il servizio Arco e va a impreziosire anche quella che è l'attività della nostra città. Allora, il 1° dicembre del 2025 all'interno dell'area coesione sociale è nato il servizio Arco, che significa attivazioni reti di comunità. La sua istituzione rappresenta una scelta precisa dell'amministrazione di dotarsi di una struttura che ha il compito di riconoscere, sostenere e mettere in connessione le risorse presenti nel territorio. Siamo partiti da una convinzione semplice ma fondamentale.
che il benessere di una comunità non può essere esclusivamente costituito dalle istituzioni. Una comunità forte nasce soprattutto dalle relazioni che ogni giorno si costruiscono tra le persone, nei quartieri, nelle strade, nelle piazze e nelle attività economiche che animano il territorio. Quando parliamo di reti di comunità non parliamo solo di associazioni, di volontariato o di realtà del terzo settore, parliamo anche dei negozi di vicinato, dei pubblici esercizi, delle imprese che ogni giorno aprono le porte ai cittadini, luoghi che spesso rappresentano punti di riferimento ben prima che luoghi di consumo. Il progetto Specchi che proteggono rappresenta un'iniziativa che si inserisce pienamente nella visione che il Comune di Venezia sta promuovendo attraverso il servizio Arco, interpretando in modo concreto uno dei principi fondanti: riconoscere e valorizzare le risorse già presenti nella comunità, trasformandole in una rete di attenzione diffusa capace di contribuire alla prevenzione e al benessere collettivo. Una convinzione che guida il lavoro del nostro servizio è che le comunità più forti non sono quelle che hanno meno problemi, ma quelle che sono capaci di affrontarli insieme, con l'auspicio che le nostre reti di comunità diventino sempre più solide, partecipate e generative di benessere per tutti. Grazie. Allora io adesso recupererei tra i partner Maria Parisi, che invito a raggiungermi, prego, che fa parte dell'associazione Femmes du Cinéma e ci racconterà il ruolo del cinema come impresa al servizio del sociale e il contributo poi dell'associazione al progetto. Grazie. Salve a tutti, faccio molto breve anche perché so di avere 3 minuti, quindi non so cosa posso dire in 3 minuti. E io faccio parte dell'associazione Femmes du Cinéma, è un'associazione che è nata tutta al femminile nell'ambito di Ca' Foscari, all'interno di Radio Ca' Foscari, e facendo informazione cinematografica. Abbiamo avuto una prima esperienza durante l'università ospitando durante la giornata quella della polizia, e li abbiamo ospitati e abbiamo proiettato un cortometraggio che parlava proprio... Vado un po' più giù, vado un po' più su. Eccomi. E parlava del momento di mediazione, cioè del mediatore che deve tradurre per una persona straniera, e di come quello che raccontava la persona che stava denunciando una violenza domestica, era una donna, e il mediatore poteva cambiare leggermente quello che arrivava poi alla polizia. Quindi come piccole parole potessero alterare il significato. E questa per noi è stata la prima esperienza di avvicinamento a come la cultura poteva raccontare della nostra realtà e sensibilizzarla. E poi siamo diventate famose a Venezia per il cinema Barkin, dove avremo possibilità appunto di distribuire i volantini di questa importante iniziativa. E dopo Barkin abbiamo avuto la fortuna di cominciare a collaborare con il Comune di Venezia, con il centro antiviolenza e con gli uffici adibiti proprio a questo ruolo di non solo di aiuto alle donne, ma anche di mediazione in realtà anche culturale, perché combinano tutti questi elementi, nel senso che c'è questo tentativo anche di avvicinamento alle comunità straniere, dove ci sono situazioni magari di violenza domestica che possono anche essere combinate però a un ambito culturale diverso, quindi bisogna anche sapersi avvicinare a delle culture diverse con una sensibilità diversa. E quindi è stato molto stimolante. Abbiamo fatto 3 edizioni insieme con loro. La rassegna si chiama Città che si cura e ha anche preso sfumature diverse, perché abbiamo cercato di parlare di comunità diverse che sono all'interno dell'area metropolitana di Venezia, che è enorme e che ha tante anche comunità di immigrati di prima e seconda generazione che vengono da mondi diversi, ma abbiamo anche una necessità anche dei cittadini residenti, perché come si diceva in realtà c'è anche tutto un sommerso di cui magari non ci si rende conto anche proprio dal punto di vista culturale. Può essere difficile capire quando è violenza e quando non è violenza. E quindi spero che i film che proiettiamo, sempre scegliendoli insieme con chi questo lavoro lo fa, possano sensibilizzare i cittadini e gli spettatori, e magari a volte divertendosi un pochino si è più stimolati a essere più tranquilli e parlare di quello di cui si ha davvero bisogno.
e quindi speriamo anche che con i film si creino dei momenti di discussione e di confronto libero. Grazie, brava anche a condensare, pur con poco tempo, grande significato di come la cultura possa effettivamente raccontare la realtà. Bene, allora io passerei a chiamare invece chi in questo momento guida la CNA per quanto riguarda Impresa Donna, quindi la sua presidente, che è Ilaria Edel Muzzati, che ci racconterà un po' come ovviamente nasce questo progetto e anche magari una panoramica veloce sul calendario dei prossimi appuntamenti con le varie date, le degli incontri, che è anche la parte più concreta. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento alle istituzioni presenti oggi, alla consigliera regionale Laura Besio, all'assessore alla coesione e alle politiche sociali del Comune di Venezia, Ermelinda Damiano, per la loro presenza, per il loro sostegno concreto che stanno offrendo a questo progetto di CNA. Un saluto e un ringraziamento particolare vanno anche a Patrizia Marcuzzo, del Centro Antiviolenza di Venezia, che abbiamo appena conosciuto, con la quale, grazie all'assessore Damiano, abbiamo da tempo avviato un proficuo scambio di idee e una preziosa collaborazione che ha trovato luogo all'interno del progetto Donne, Lavoro, Libertà, che tratta un tema altrettanto vicino alla violenza di genere, ma che trattava di violenza economica. Quindi stiamo trattando il tema, provando a trattarlo a 360 gradi. Specchi che proteggono nasce da una visione metropolitana e grazie al supporto del Comune di Venezia, che ci accompagna da oltre un anno in progetti a stampo sociale, riusciremo a svilupparlo nel modo più capillare sul territorio metropolitano. Per comprendere la portata vorrei condividere dei numeri che raccontano la forza della rete della CNA, la rete del Centro Antiviolenza, della Regione e del Comune. Nel territorio provinciale operano circa 2.000 imprese e liberi professionisti aderenti al settore del benessere e di cui il 20% associato CNA. È un comparto che è caratterizzato da una fortissima presenza femminile. Il 76% delle imprese ha una titolare donna. Questo significa poter contare su una comunità di imprenditrici e di professionisti che ogni giorno costruiscono rapporti di fiducia con le persone. Se poi allarghiamo lo sguardo a tutti coloro che lavorano in queste attività, tra titolari, collaboratori e dipendenti, arriviamo a circa 6.000 professionisti, a 6.000 persone che grazie a questo progetto possono diventare sentinelle del territorio, pronte a segnalare manifestazioni di disagio. È proprio questa la forza di Specchi che proteggono, la rete, una rete di persone che hanno scelto di essere una parte attiva, consapevole e responsabile della comunità. Oggi stiamo parlando noi, ma la voce che portiamo è quella di almeno 2.000 persone e associati CNA che credono nel valore dell'impegno condiviso, della collaborazione con le istituzioni e della responsabilità sociale. È grazie ai nostri associati che questa alleanza con le istituzioni e grazie a questa alleanza con le istituzioni che possiamo fare davvero la differenza. Quindi grazie a tutti a nome di CNA per essere qui oggi e per contribuire insieme a noi a far crescere questa rete. Grazie. Bene, grazie. E adesso passiamo alla parte del Comune di Venezia. Anticipo intanto un saluto, c'è anche la consigliera Anita Menegato della Municipalità di Venezia. Invito a raggiungermi l'assessore alla coesione sociale del Comune Ermelinda Damiano. Il Comune di Venezia ha fatto moltissimo, come anticipavo prima, per quanto riguarda l'accompagnamento del centro antiviolenza in questi anni. Quindi sono sicura che la collega ben saprà valorizzare il ruolo della collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni proprio nella prevenzione della violenza e nella costruzione di una rete territoriale di prossimità come abbiamo fatto in questi anni. Grazie. Grazie, intanto parto da un doveroso ringraziamento alla consigliera delegata su Venezia Laura Besio per averci voluto fortemente ospitare in questo luogo così prestigioso. Le istituzioni sono sempre in prima linea in questa città nell'affrontare tematiche così importanti quanto non raccontate nel giusto modo. Noi con tutte le iniziative in questi anni che abbiamo promosso attraverso il centro antiviolenza ci siamo dati come mission quello di arrivare in maniera capillare a tutta la società civile. Quando ancora ero Presidente del Consiglio avevo chiesto alle operatrici di uscire fuori
da quelle mura, per farsi vedere, per far sì che le persone potessero apprezzare direttamente l'operato così generoso, sensibile e delicato delle nostre operatrici, di un'esperienza trentennale, perché è stato ricordato il centro antiviolenza è il primo centro antiviolenza pubblico d'Italia, quello del Comune di Venezia, e io davvero ci tengo a dire, ma sono i fatti che lo provano, che è un fiore all'occhiello non solo della nostra città, non solo di questa regione, ma anche a livello nazionale, ed è stato confermato proprio dalla Commissione Femminicidi con la Presidente onorevole Martina Semenzato, che è arrivata qui con tutta la sua commissione e ha avuto modo di apprezzare direttamente questo grande lavoro. In questi anni abbiamo cercato di coinvolgere tanti operatori economici, proprio perché la rete è il punto, il perno fondamentale di tutto il lavoro. Accanto al lavoro di aiuto e protezione delle donne e dei loro bambini, necessariamente deve esserci un grande lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione. Ma la sensibilizzazione non può essere fine a se stessa, ed è per quello che negli ultimi anni è stato implementato un grande lavoro di formazione che è stata fatta alla Polizia Locale del Comune di Venezia, formazione che è stata fatta alle farmacie comunali, formazione che è stata fatta all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'interno dell'università con i 2 sportelli che sono nati nel 2025, formazione che vogliamo allargare il più possibile a tutti gli operatori economici, non solo della nostra città. E proprio lo scorso anno, grazie a Ilaria Edel Muzzati, è nata questa bellissima collaborazione con CNA. È stato ricordato quel ciclo di incontri che è partito e dal titolo Donne, Libertà, Lavoro, perché proprio l'autodeterminazione, l'empowerment femminile è fondamentale nel far sì che le donne possano affrancarsi da situazioni di violenza. Il tema della violenza economica che è tornato e di cui adesso si inizia a parlare maggiormente, e per noi è fondamentale. E poi quest'anno, con questo progetto di CNA ideato dal direttore Toso, e peraltro io vorrei fare una parentesi, è promosso innanzitutto da un uomo, quindi non sono solo le donne in questi anni che si stanno facendo portavoce di tutte quelle donne che hanno bisogno di aiuto, ma sono anche gli uomini che hanno voglia di entrare nel nostro progetto e di aiutare altre donne. Quindi noi non possiamo che accogliere con grande favore un progetto che supporteremo come partner ovviamente attivo in tutte quelle che saranno le fasi anche di formazione degli operatori, e voi con i vostri associati sarete le sentinelle del nostro territorio. Sarete tantissimi, perché prima abbiamo visto i numeri, non sono numeri banali. In tutte le iniziative rivolte alla cittadinanza, noi in passato abbiamo anche consegnato le guide di vicinato, che sono proprio delle brochure in cui ci sono i segnali, come riconoscere i segnali, cosa dire, cosa non dire a una persona vittima di violenza che ha fiducia in noi e magari noi capiamo che sta vivendo un momento drammatico. Ecco, ognuno di noi può fare qualcosa, non solo le istituzioni, e l'invito è sempre quello di non voltarsi mai dall'altra parte. Solo così una comunità può crescere, e devo dire che la nostra città ha una comunità che è generosa e piena di amore. Grazie. Grazie. Allora, su questa frase ognuno di noi può fare sicuramente qualcosa, siamo giunti al termine di questa conferenza stampa. Io desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti, veramente siamo tanti. Un messaggio emerso con chiarezza: la prevenzione nasce dalla collaborazione. Un solo auspicio: che questa possa crescere, nel senso che abbiamo iniziato, è vero, speriamo che si possano coinvolgere sempre più realtà del territorio a partire da questo bel esempio, e diventare un modello di collaborazione sempre più solido e più diffuso e anche più presente. Grazie a tutti per la presenza.